Buonasera a tutti, buonasera e benvenuti ad un nuovo appuntamento con l'attualità purtroppo distopica che i signori che contano vogliono farle diventare la nuova normalità. Ne parleremo con i nostri ospiti, il professor Daniele Trabucco, costituzionalista, professore di diritto pubblico comparato presso la Libera Accademia di Bellinzona. Ciao Daniele. Grazie Fabrizio, buonasera a te, buonasera a tutti gli ospiti e a quanti ci stanno seguendo. Salutiamo Francesco Toscano, presidente di Ancora Italia. Buonasera a tutti. Salutiamo Solange Atter, ormai la preside più famosa d'Italia e autosospesa dal suo incarico e anche scrittrice di libri ormai. Buonasera, salve. Salutiamo Marco Piccoli, analista della comunicazione, esperto in comunicazione integrata. Buonasera. Gloria Callarelli, giornalista Today. Buonasera, grazie dell'invito. Chiosa filosofica, Andrea Meneghelli. Buonasera. Questi incontri noi riusciamo a farli grazie al lavoro del Comitato per la Libertà Consapevole del Veneto e abbiamo in collegamento con noi il presidente, che è la dottoressa Rosanna Golino. Buonasera Rosanna, e perché un comitato in Veneto? Buonasera a tutti, grazie per essere qui collegati con noi. È la prima serata che il Comitato organizza e il Comitato Culturale per la Libertà Consapevole nasce da poco con un'idea ben precisa, che è quella di creare informazione, conoscenza, partecipazione e soprattutto consapevolezza attiva fra i cittadini. Quella consapevolezza sugli avvenimenti che travolgono le nostre vite, che molte volte viene a mancare. Pensiamo che l'unione di questi concetti appena elencati possono effettivamente portare l'individuo ad agire, operare ed essere libero. Questa serata la dedichiamo alla discussione di temi importanti che fanno riflettere e mettere in luce le criticità e le assurdità imposte e che stiamo vivendo da un anno a questa parte. Ricordo che prima del termine della serata sarà dedicato un tempo congruo alle domande e agli interventi per chi volesse. Cedo la parola al mio collega Fabrizio e auguro buona serata a tutti. Grazie Rosanna al tuo contributo. Come avete visto, il titolo del webinar è I sovrani regionali, questi nuovi super governatori, questi nuovi conduttori del pensiero unico che oramai stanno decidendo delle nostre vite e delle vite di tutti noi. È così, Daniele? Eccoci qua, allora buonasera a tutti, grazie per l'invito. Sì, i sovrani regionali che stanno diventando sempre più imperatori e quello che sta accadendo, il ruolo che stanno svolgendo, anzi che stanno svolgendo da un po' di tempo, insomma, da quando è partita l'emergenza sanitaria, dimostra in realtà il fallimento del regionalismo. Un regionalismo che è nato male fin dalla Costituzione del 48 e che sta finendo peggio perché sta ponendo le premesse per un vero e proprio cortocircuito da un punto di vista normativo e anche della chiarezza del diritto tra centro e periferia. Abbiamo regioni che chiudono, altre che vogliono aprire, alcune che si attribuiscono competenze legislative e amministrative delle quali sono prive. Insomma, è la foto del regionalismo italiano ai tempi del Covid-19 ed è un regionalismo che mina dal di dentro lo Stato nazionale grazie anche a tutta quella spinta federalista e autonomista che in qualche modo il nostro paese ha vissuto quantomeno a partire dagli anni 90 del secolo scorso. Per certi versi il ruolo dei presidenti delle giunte regionali, tanto quelle a statuto ordinario come il Veneto, tanto quelle a statuto speciale, è particolarmente rafforzato rispetto al governo proprio perché i presidenti delle giunte, a seguito della legge costituzionale numero 1 del 1999, sono eletti a suffragio universale diretto, a meno che lo statuto non disponga diversamente, dal corpo elettorale. Quindi capite benissimo che acquistano una legittimazione molto forte rispetto a un organo che è nominato qual è il governo. E quindi le regioni sono diventate, ma voglio dire, l'emergenza sanitaria ha in qualche modo ampliato questo aspetto, sono diventate laboratori per fini elettoralistici, cioè pensiamo alle dirette di Zaia piuttosto che le dirette del presidente della giunta regionale della Campania. Quindi
in qualche modo le regioni hanno perduto la loro funzione originaria prevista dal Costituente, quindi una funzione di indirizzo, di programmazione e anche di legislazione, per diventare sempre di più degli apparati burocratico-amministrativi, quindi degli organi, delle persone giuridiche pubbliche con organi fortemente gestionali, volti a soddisfare questa o quella lobby, che poi è particolarmente circoscritta all'interno del territorio della regione. Del resto, anche la richiesta di forme e condizioni particolari di autonomia, lo ha fatto il Veneto sulle 23 materie, lo ha fatto la Lombardia, lo ha fatto l'Emilia Romagna, non solo non porterà a nulla, perché su quelle materie c'è un'ipoteca della Corte Costituzionale che mi sembra sia stata completamente dimenticata, ma quello che arriverà saranno semplicemente dei petti, dei frammenti di competenze amministrative. L'emergenza ha fatto vedere davvero questo ruolo preponderante dei presidenti, a scapito ad esempio del Consiglio regionale, che è l'organo rappresentativo del corpo elettorale, che è l'organo titolare della funzione legislativa, che è l'organo titolare dell'indirizzo politico. E questa è una situazione davvero preoccupante, perché tutti i provvedimenti di ordinanza che sono stati adottati dal mese di marzo fino ad oggi, e c'era la rincorsa a chi faceva l'ordinanza più restrittiva o meno restrittiva, poi con l'avvio della fase 2, quella che si è aperta con il mese di maggio del 2020, ha dimostrato come non solo è stato marginalizzato completamente il ruolo dei consigli. I consigli non sono minimamente interpellati sulle ordinanze. La legge non prevede un ruolo dei consigli, ma non prevede neanche un ruolo della giunta. Quindi c'è proprio questa figura di spicco dei presidenti che si erge in qualche modo sopra tutti gli altri organi. E questo capite benissimo che ha favorito il costituirsi di una classe politica teatrale e teatrante, passatemi questi due aggettivi, arrivando davvero a una vera e propria degenerazione, perché il regionalismo, come lo abbiamo visto durante il Covid e come lo stiamo vedendo tuttora, è divenuto una forma di egoismo territoriale. Scusate, ma il fallimento sotto il profilo della gestione sanitaria, la tutela della salute è una materia di potestà concorrente, cioè ripartita tra lo Stato e le regioni. Guardate quello che sta accadendo in Lombardia. Ma scusate, dal mio punto di vista è davvero paradigmatico e dovrebbe farci riflettere. Qui c'è un cattivo funzionamento del sistema sanitario. Ci sono molte regioni che non sono organizzate. Sono per certi versi le stesse regioni responsabili anche di una certa inefficienza, perché qui da una parte si è cercato di potenziare i servizi per il Covid, ma dall'altra parte tutta l'attività di diagnostica, tutta l'attività chirurgica, medica extra Covid, tranne ovviamente le situazioni urgenti, è stata completamente messa in secondo piano, con dei ritardi non secondari, che hanno inciso anche indirettamente sulle stesse aspettative di vita. Voi mi direte, ma se io leggo per esempio il decreto legge 19 del 2020, che è il testo diciamo su cui oggi si fonda principalmente il potere di ordinanza dei presidenti delle regioni, penso in particolare all'articolo 3,1, è lo stesso governo che attraverso un provvedimento provvisorio avente forza di legge attribuisce ai presidenti delle regioni un potere di ordinanza. Quindi è vero, questo è certamente vero, però la formulazione, diciamo così, poco chiara, equivoca di questa disposizione ha portato ad incrementare questo cortocircuito di cui parlavo prima tra il centro e la periferia. Innanzitutto i presidenti della regione possono adottare delle ordinanze nelle more dell'adozione dei DPCM. Ecco, vi lascio solo immaginare che cosa vuol dire nelle more. Già la parola nelle more, quindi vuol dire in attesa di, ma dove, a partire da quale momento inizia a essere scandito il tempo, a quale DPCM si deve fare riferimento. Quindi già questo è un problema. Possono adottare delle misure più restrittive rispetto a quelle previste dalla normativa statale nel binomio decreto legge di DPCM nelle materie di loro competenza. Il problema è, ma c'è una competenza delle regioni laddove siamo davanti a delle misure di prevenzione volte a contenere la diffusione dell'agente virale? Dal mio punto di vista no.
Quindi qui il governo si è creato un cortocircuito da solo, perché, e questo la Corte Costituzionale anche recentemente con la sentenza 37 del 2021 lo ha precisato, siamo in materia di profilassi internazionale, cioè siamo in materia di misure che vogliono contenere la diffusione dell'agente virale, diffuso su tutto il territorio nazionale, alla luce di una dichiarazione di emergenza del 30 gennaio scorso di rilievo nazionale. Quindi capite benissimo che qui la materia principale è la materia della profilassi, cioè la materia delle misure di contenimento. Allora, io mi domando come mai il governo non abbia applicato il criterio della prevalenza, che è un criterio che è stato elaborato dalla Corte Costituzionale per distribuire le competenze tra Stato e Regioni. Cioè, laddove c'è una materia prevalente, ci sono degli interessi prevalenti, laddove c'è un'emergenza nazionale, è evidente che la prevalenza è la profilassi e quindi di conseguenza questa materia, essendo prevalente, dovrebbe svolgere una funzione assorbente di tutte le altre competenze, tanto legislative quanto amministrative, delle regioni. Invece questo non è avvenuto, perché attraverso questa formulazione, in realtà nelle materie di loro competenza, davvero il governo ha posto le premesse per creare una confusione interminabile. Ma vi faccio un esempio, pensate alle ordinanze, anche l'ultima ordinanza che poi è stata superata ovviamente dal decreto legge del 13 marzo 2021 numero 30, l'ordinanza di Zaia del 9 marzo 2021, no? Dove si stabilisce che gli studenti a partire dalla seconda classe delle scuole secondarie di primo grado, a partire dalla seconda media, ripeto, poi il tutto è stato superato dalla zona rossa e dal decreto legge del governo Draghi. Ma scusate, ma che competenze hanno i presidenti delle regioni a incidere addirittura sulle modalità di insegnamento? Ma non si corre il rischio di andare a violare le norme generali sull'istruzione che rientrano nella competenza statale? E anche in questi casi lo stabilire o meno la DAD, cioè la didattica a distanza, non è forse assorbita nella materia della profilassi e quindi come tale è prevalente? Perché io nel momento in cui sfoglio e mi avvio alla conclusione, sfoglio i testi di queste ordinanze, ma io ravviso davvero delle forti criticità e molti di questi provvedimenti, non tutti, ma sono stati annullati dai TAR regionali. Beh, se voi guardate anche le formulazioni, l'incipit, no, come sono strutturate, innanzitutto manca una motivazione ben precisa e circostanziata. C'è un rinvio generico, vago, alla situazione emergenziale in atto, ma non si fa riferimento allo specifico contesto regionale, quindi allo specifico contesto epidemiologico della regione. In secondo luogo, la stessa vaghezza, diciamo così, dell'articolo 3,1 del decreto 19 del 2020 nell'attribuzione del potere delle regioni, che fa riferimento alle materie di competenza regionale con possibilità di misure più restrittive in caso di aggravamento del rischio pandemico, non indica però preventivamente quali criteri, cioè quali sono i criteri che devono seguire le regioni per determinare che c'è un aggravamento del rischio. Dove sta? Quali sono i criteri che, insomma, dovrebbe essere il decreto legge, la fonte primaria su cui il potere di ordinanza si fonda, che dovrebbe indicare. E da ultimo, il fatto di intervenire nel totale silenzio da parte del governo in ambiti che non sono di competenza regionale, proprio perché c'è la profilassi o comunque si interviene in materia di competenza statale. Come mai il governo è rimasto inerte davanti a tutto questo? Perché non ha sollevato un conflitto di attribuzioni davanti alla Corte Costituzionale? Perché, se non in pochissimi casi, non ha impugnato davanti ai TAR questi provvedimenti? Allora, la soluzione che io propongo, e su cui ho anche scritto recentemente un contributo scientifico, è quella di costituzionalizzare lo stato di emergenza, cioè quello di introdurre in Costituzione una disciplina dell'emergenza che oggi manca, è assente, è affidata alla fonte primaria, con il rischio quindi che il legislatore possa aumentare anche la durata massima del termine emergenziale, che oggi è fissato a 24 mesi, ma nulla vieta che un domani un decreto legge possa portarlo a 36, a 48. Quindi costituzionalizzare vuol dire blindare l'emergenza e assicurare una sfera di competenza statale, evitando, escludendo qualunque intervento da parte delle regioni laddove c'è un'emergenza di rilievo nazionale, a meno che questa non sia circoscritta al territorio della regione. Perché il rischio è quello di creare un cortocircuito, ma anche di delegittimare gli stessi organi della regione
diversi dal presidente della giunta. Cioè noi abbiamo assistito a un parallelismo tra marginalizzazione / esautoramento del Parlamento a livello nazionale, ma la stessa cosa è avvenuta a livello regionale. Allora ditemi voi se un paese che in qualche modo punta sulle autonomie, sulla valorizzazione dell'autonomia, debba arrivare a risultati di questo tipo. Cioè, se l'autonomia vuol dire creare un decentramento confuso, permettetemi di dire che autonomo non sono. Con questo non sto dicendo che non sono a favore della valorizzazione delle autonomie locali e territoriali, ma forse bisognerebbe ripensare il modello di Stato regionale, rendersi conto chiaramente che il regionalismo ha fallito, che la ripartizione delle competenze per materie che sono etichette vuote riempite di contenuti della giurisprudenza costituzionale ha fallito e che le regioni sono state imposte autoritativamente in assemblea costituente, quindi calate dall'alto. Sì, c'è la possibilità di variare il territorio della regione, ma con dei procedimenti impossibili indicati all'articolo 132, e davvero ripensare un'Italia in chiave comunale e in chiave consortile. Ecco, su questo poi potrà essere il tema nel quale eventualmente approfondire incontri successivi. Ecco, mi taccio e lascio la parola agli altri ospiti. Grazie. Grazie Daniele, sì, effettivamente sarebbe auspicabile un nuovo ordinamento delle regioni in questo modo. Resta il fatto che comunque, come dicevi tu, ed è giusta la tua domanda che ti poni, lo Stato si è mosso solo e esclusivamente quando qualche presidente di regione, ricordo la compianta Iole Santelli della Calabria, aveva provato a forzare delle normative statali e lo Stato subito si è mosso contro con l'allora ministro Boccia. È chiaro che se comunque i governatori regionali a voce univoca portano avanti le stesse idee dello Stato o addirittura aggravano le loro restrizioni, è ovvio che lo Stato non si muove, ma addirittura è compiacente con il loro operato. E questa cosa è sicuramente un grosso problema. Ci siamo resi conto effettivamente che la stampa oramai vive con una sola mano, scrive con una sola mano, legge con una sola mano. E vorrei citare Diego Fusaro quando dice che il vero giornalismo dovrebbe essere quello che rende pubblico ciò che il potere vuole resti segreto. E questo lo vedo veramente illuminante. Che ne dici, Gloria? Muove, ma addirittura è... Allora, buonasera a tutti, intanto grazie dell'invito, insomma, con ospiti eccezionali. Allora, io sono d'accordo e se vuoi ti cito anche Montanelli quando diceva, grandissimo giornalista, quando diceva che il giornalismo è la ricerca della verità e anche il rispetto nei confronti del pubblico, no? Quindi di chi legge un giornale piuttosto che oggi magari guarda la televisione e così via. Allora io da giornalista, insomma un po' da addetta ai lavori, vorrei solamente proporvi questa narrazione, diciamo, del Covid fosse portata avanti e attecchisse così tanto intensamente, diciamo, sull'opinione pubblica e sui fruitori, quindi dei media. Allora, innanzitutto, e parto proprio da febbraio e marzo dell'anno scorso, 2020, una cosa che mi viene in mente fu l'utilizzo delle immagini. Allora, per chi ovviamente lavora nel giornalismo e nella comunicazione sa quanto le immagini siano importanti, costituiscono circa il 70-80% se vogliamo di una notizia, perché colpiscono, perché sono immediate, perché arrivano proprio a livello emotivo. Ebbene, io ricordo benissimo come, e questo fu già un campanellino d'allarme per me, appunto per capire come questa narrativa fosse in realtà a senso unico e volta anche, se vogliamo, a impaurire un attimino le masse. Furono queste immagini, mi ricordo una su tutte, quella dell'infermiera accasciata, non so se vi ricordate, insomma, su una scrivania appunto in un ospedale, no? Fu un'immagine terribile che evocò tutti appunto il periodo difficile, che evocò effettivamente la tragedia che si stava vivendo, no? E che è andata a colpire naturalmente l'emotività del pubblico, l'emotività dei lettori. Parlo tanto della carta stampata quanto naturalmente poi degli altri media, no? E già quello, diciamo, fu un modo per arrivare, diciamo così, alla gente e turbarla in qualche modo. Un'altra cosa che mi colpì molto e che tuttora, perché non è ancora terminata, prima erano appunto il Covid e quindi l'emergenza, adesso il vaccino e così via, è questo utilizzo, diciamo così, di terminologie sensazionalistiche.
Allora, voi dovete sapere che in una scuola di giornalismo, di comunicazione, e anche diciamo a livello pratico all'interno di una redazione, una delle prime cose che insegnano è proprio quella di, sì, è vero, catturare l'attenzione, diciamo così, del lettore e dell'opinione pubblica, però evitare il più possibile termini che possono turbare eccessivamente tanto il lettore quanto appunto chi guarda magari una trasmissione televisiva. Ebbene, con la narrativa Covid tutto questo è stato sostanzialmente rovesciato, perché mi ricordo benissimo titoli di giornali dove si parlava appunto bollettino di guerra, rinchiudere tutto, morti, cioè è stato proprio un utilizzare dei termini volti a impaurire e quindi a far sì che la popolazione in qualche modo fosse scioccata da quanto stava accadendo e ne assorbisse quindi diciamo la gravità della situazione. Tant'è vero che io, come altri colleghi, insomma non tantissimi per la verità, perché come dicevi tu Fabrizio, a 360 gradi, diciamo così, l'informazione è stata, diciamo, conforme in quel periodo, ma anche se vogliamo tuttora, insomma, sono poche le eccezioni che vanno, diciamo così, controcorrente. Chiamai questa situazione terrorismo psicologico, no? Perché c'era proprio, diciamo così, un utilizzo, una tecnica anche proprio nei mass media volta a impaurire in qualche modo le masse. Tra l'altro un'altra delle armi che diciamo così questa narrativa Covid ha utilizzato in quel periodo, se vi ricordate bene, fu lo spot dei cosiddetti media accreditati, no? A fornire le notizie. Anche quello fu un campanellino d'allarme per me addetta ai lavori. Infatti mi sono domandata, ma com'è possibile che canali televisivi, testate giornalistiche ormai da anni, diciamo così, sulla cresta dell'onda avessero bisogno di celebrarsi in qualche modo, no? Quindi di autoincensarsi, di far sì che la popolazione vedesse solamente loro, quindi solo i media mainstream come portatori di verità. La mia coscienza critica in qualche modo, ma anche il mio essere in qualche modo professionista, mi hanno iniziato a porre delle domande, no? E tra l'altro mi hanno rievocato un attimino alla mente proprio quanto era scritto in un libro famosissimo e attualissimo che è 1984 di George Orwell, no? Quindi Ministero della Verità, per cui solamente quanto veniva propagandato in questo caso dei media mainstream era la verità, tutto il resto doveva essere taciuto. Prova ne è il fatto che scienziati come uno su tutti Montanari, potrei dire il virologo Tarro e così via, non hanno trovato effettivamente spazio nei media mainstream. Quindi diciamo una verità doveva passare, tutto il resto doveva essere bollato come fake news. Ci fu anche, mi pare, la proposta di legge, forse Daniele in questo mi può venire in soccorso, anche proprio per definire le fake news, che grazie a Dio insomma in qualche modo non è passata. L'ultima diciamo arma che questa narrativa Covid ha utilizzato a livello giornalistico per creare una sorta di cortocircuito nella popolazione, nell'opinione pubblica e quindi la paura, è stato l'utilizzo delle cifre. Allora, questa è un'altra di quelle cose che appunto nel giornalismo, nelle scuole di giornalismo tendono a mettere un attimino in chiaro, no? Allora, se tu devi fare un articolo con dei dati, con delle cifre, eccetera, devi farlo in modo che non risulti pesante, diciamo così, per il lettore, per l'opinione pubblica. Invece, se voi andate a scorrervi la narrativa Covid da febbraio-marzo 2020 fino ad oggi, voi troverete ogni giorno un martellamento costante di cifre, di numeri, numero di tamponi, numeri di ricoveri, cioè veramente una valanga, una proprio esposizione di numeri, uno tsunami in pratica. Cosa vuol dire questo? Che il lettore e naturalmente proprio l'opinione pubblica stessa, sommersa di questi dati, mi viene in mente anche, parlavamo prima del governatore Zaia, cioè non c'è giorno che non faccia diretta parlando di numeri, quindi sciorinando numeri a destra e a sinistra, cioè il lettore si trova disorientato, l'ascoltatore si trova disorientato, tra l'altro
difficilmente potrà, all'inizio in particolar modo, poi per carità di Dio c'è stato anche chi ha cominciato a capire che c'era qualcosa che non andava e si è informato, però all'inizio difficilmente uno poteva verificare l'attendibilità di questi numeri che venivano portati, che venivano scritti tanto nella carta stampata quanto appunto negli altri media, e questo effettivamente ha creato un cortocircuito nell'opinione pubblica, un'incapacità di difendersi da questa bordata, diciamo così, di numeri, e ha fatto sì che l'opinione pubblica accettasse, quindi per vero, complice appunto magari l'autorevolezza di certe persone che li hanno poi appunto snocciolati, ha fatto sì che l'accettasse e quindi accettasse di conseguenza per vero tutta questa narrativa, anche volta appunto alla totale negatività, tragicità e così via. Quindi l'essere umano, in questo caso il fruttore dei media, non ha potuto difendersi da questo, ha accettato e assorbito tutto, paura compresa. Come si può uscire, diciamo così, da questo cortocircuito? Sicuramente diciamo non accettando per vera appunto quello che viene quotidianamente, diciamo così, propinato dai mass media. Bisogna cercare un'informazione alternativa, che c'è già, ci sono le varie TV, i vari giornali cartacei che stanno uscendo, anche i vari blog alternativi. Bisogna, come diceva anche il professor Murialdi di giornalismo, lui diceva appunto che per difendersi da questo sovraccarico comunicativo bisogna creare una propria coscienza critica, e quindi lo si può fare appunto solamente andando alla ricerca effettivamente di quella che è la verità, magari comparando i media mainstream con i media, diciamo così, controcorrente. Io suggerirei anche, ma non vorrei qualcuno se la prendesse a male, di gettare la televisione, non dico dalla finestra, però insomma fare in modo di utilizzarla magari solo per qualche film interessante, e anche lì parliamone, però insomma in altro modo, e far sì appunto che ognuno di noi crei la sua corazza appunto attraverso l'analisi dell'informazione, la coscienza critica che viene proprio da una conoscenza a 360 gradi, quindi non solo il media mainstream ma anche, diciamo, i media alternativi. Grazie Gloria, sì, effettivamente anche tutto il lavoro che stiamo facendo adesso lo facciamo proprio con quell'intento. Se riusciamo a creare una coscienza collettiva e un pensiero critico di ognuno, rifacendoci proprio al pieno sviluppo della persona umana, come dice giustamente Scardovelli, effettivamente quella massa critica che oggi è stimata intorno al 20-25%, penso che possa crescere velocemente e creare veramente quel controvalore distopico per piano piano uscire ovviamente da tutto questo e capire che tutto quello che ci dicono effettivamente proprio così vero non è. Esatto. Francesco? Sono qui. Allora, tu sei a capo di un partito politico, sei anche, come dire, a capo e fondatore di Vox Italia TV, che dal 1° aprile si chiamerà Visione TV. Quindi chi più di te forse pure prima, perché dal 1° aprile sembra uno scherzo, quindi lo facciamo forse il primo dopo. Perfetto, allora non sarà un pesce d'aprile, lo facciamo prima. Quindi chi più di te può darci effettivamente una visione politica di questa situazione di governo centrale, governi regionali, cioè ci manca solo il Ministero della Propaganda e poi siamo a posto. Tanto vi ringrazio per avermi invitato, ho ascoltato con grande interesse gli interventi di chi mi ha preceduto. Con Daniele ci sentiamo ormai quasi quotidianamente, forse mi sento più con lui che con mia moglie, ecco, non sono diventato fucsia improvvisamente, perché ormai diciamo spesso, cioè lui è la voce ufficiale di tutti quelli che amano il diritto e seguono la nostra televisione. Anche oggi abbiamo commentato, anzi stavo appena guardando il risultato del video che abbiamo appena pubblicato, e come al solito insomma i numeri che fa Daniele sono eccezionali, perché questo significa che non è vero che la gente non ama la qualità, non si rende conto, diciamo, della profondità del pensiero quando viene spiegato in termini, diciamo, comprensibili e non attraverso un lessico volutamente forbito per impedire che la gente colga una verità che altrimenti capirebbe senza nessuna spiegazione, perché gran parte dei giuristi fanno esattamente il contrario, specie quelli che sono invitati
nel circuito mainstream, cioè attraverso le parole cercano di impedire alla gente di cogliere una realtà che loro, anche senza avere strumenti giuridici, ma per mezzo del semplice buonsenso, se non ci fosse, diciamo, questa contraerea di manipolazione organizzata, potrebbero capire da soli. Una di queste realtà che secondo me ormai ogni uomo comprende, se in buona fede, se non completamente soggiogato da questa narrazione terroristica, è che noi non siamo più tecnicamente di fronte ad una emergenza, cioè noi dovremmo imparare anche a dare un significato chiaro alle parole che utilizziamo, perché l'emergenza presuppone la realizzazione di un evento, diciamo naturalistico o umano, che è cristallizzato nel tempo. Cioè un'emergenza può essere una settimana di pioggia continua, una grande nevicata che produce un'emergenza, può essere un periodo di siccità che dura una stagione, ma quando l'emergenza dura da più di un anno non si chiama emergenza, si chiama cambiamento degli equilibri politici e sociali per il tramite di una narrazione emergenziale, e la cosa cambia. Per cui io inviterei tutti, anche chi ci ascolta, a metabolizzare diciamo con serenità, però senza nasconderci nulla, qual è la realtà del periodo che stiamo vivendo. Ecco, noi siamo semplicemente scivolati dentro un regime dittatoriale, diverso, se volete, da quelli che abbiamo conosciuto nel secolo scorso, magari più felpato, più, come dire, ingegnoso dal punto di vista della costruzione artificiale, però di questo si tratta. Siamo dentro un nuovo regime che, come tutti i regimi, non dice cavalca l'emergenza. Cioè io penso che anche se noi fossimo nel 1933 in Germania, non sentiremmo i capi del nuovo partito nazionalsocialista dire siamo qui perché vogliamo esercitare un potere bruto. Ecco, credo che direbbero cose diverse. Così come se fossimo nell'Italia mussoliniana, gli scienziati che hanno firmato il manifesto sulla razza non direbbero stiamo facendo da parafulmine ad un progetto politico mascherato da scientismo, direbbero sulla base dei nostri studi le risultanze del manifesto sulla razza hanno un fondamento scientifico, per cui io non mi stupisco del fatto che la scienza si prostituisca in maniera così evidente, anche perché se voi andate a leggere i nomi di chi all'epoca firmò il manifesto sulla razza, scusami papà, che all'epoca, se andate a leggere i nomi di chi all'epoca firmò quel manifesto sulla razza, sono tutti nomi di importanti scienziati, di persone di assoluto livello, cioè alcuni dei migliori pensatori che all'epoca la dottrina offriva si sono prostituiti in maniera così indegna, per cui non ci trovo niente di particolarmente strano nel vedere come alcuni professori, sedicenti luminari oggi, anziché stare in corsia, se ne vanno, saltellano da Vespa a Giletti alla 7 a dire come il pericolo vive in mezzo a noi e questo pericolo se ne andrà solo se faremo i bravi. Bisogna anche mettersi nei panni di questi galantuomini, cioè questa è gente che nel momento in cui va a dire l'emergenza è finita, tanto deve tornare a lavorare e non gli invitano più nei salotti televisivi perché quelli giornalisti li invitano proprio per fomentare e giustificare dal punto di vista retorico delle scelte dittatoriali. Quindi questi perderebbero intanto la possibilità di fare le star che insomma nella vita magari ad ognuno può piacere per un po' farsi fermare al bar dal cugino che ti chiede l'autografo, ti dice come sei stato bravo la sera prima perché ti ha visto in una grande rete televisiva nazionale. Quei pochi che hanno avuto il coraggio di mantenere un livello di integrità intellettuale sono stati poi bastonati a reti unificate, cioè tutti i medici che in questo anno si sono permessi ogni tanto di esprimere un pensiero che era diverso rispetto a quello che il Grande Fratello si aspettava, ma non stiamo parlando di medici rivoluzionari, cioè non è che il medico argentino Che Guevara che fa la rivoluzione e fa dichiarazioni pericolose, stiamo parlando di medici, diciamo, che sono chiaramente integrati dentro il circuito prevalente. Io mi ricordo all'inizio quella dottoressa di Milano che adesso mi pare che scriva per Il Fatto, ogni tanto Gismondo, forse si chiama Gismondo, non mi ricordo se al singolare o al plurale, comunque no, lei Gismondo. ecco sì, quindi allora ancora più importante. Mi ricordo che Gismondi all'inizio disse poco più che di un'influenza e poi preso una serie di schiaffi che neanche, diciamo, una serie di
di destri di Mike Tyson, e subito disse no, non è più, ora è diverso, insomma, non è che è cambiata la percezione sua delle cose, è cambiato il volume degli schiaffi che l'ha colpita, che è diverso, diciamo, il perché, diciamo, il nesso eziologico del suo cambiamento è chiaro da trovare, non ci vuole, diciamo, un grande studioso di diritto penale per legare il nesso tra condotte ed evento, è chiarissimo. Fu poi bastonata pure da Repubblica quando osò andare in Germania a parlare con degli esponenti del partito Alternativa per la Germania, e lei, poverina, disse che non sapeva dove andava. Quindi, insomma, come spiegazione, ecco, pur di non farsi più menare da questi picchiatori travestiti da giornalisti, si è ridotta questa povera donna a dire che lei parte, fa valigie, non sa dove va, parte senza sapere dove va, come il Franchino del film di Fantozzi. Per cui siamo oltre il ridicolo. Quel Crisanti, non so se ve lo ricordate, andò una volta, cioè questo qui è uno, diciamo, di quelli più osannati, perché è quello che, come quel personaggio del film di Troisi e Benigni, ci dice che moriremo tutti, quindi piace. Una volta ha trovato il coraggio di dire questo vaccino sperimentale, ho paura a farlo, solito metodo, hanno cominciato a bastonarlo e lui poi è andato in diretta a farsi l'iniezione a beneficio di telecamera per dimostrare che lui era stato, come dire, perdonato dai suoi peccati, aveva fatto questa pubblica ammenda e quindi il peccato era stato lavato. Ma il clima, ragazzi, è questo, e con questo clima noi dobbiamo fare i conti. Adesso, se la premessa che io faccio è corretta, e cioè che noi non stiamo vivendo un'emergenza sanitaria, stiamo vivendo un periodo particolare, cavalcato dai padroni, dall'oligarchia finanziaria che controlla gli strumenti mediatici, a partire dagli Elkann Agnelli, che come è noto vendono mascherine, quindi anche loro non credo che abbiano nessun interesse a far finire l'emergenza o obbligare la gente a non metterla. Siamo dentro un vero e proprio regime. Questo regime utilizza gli strumenti che ha, come tutti i regimi, a partire dalla propaganda, e questo regime per ora ci diffama, ci isola, ci colpisce, ci indica come bersagli, nella misura in cui noi non riusciamo a tradurre questo nostro pensiero in forza politica. Ma io non escludo che nella misura in cui noi domani dovessimo riuscire a ribaltare l'equilibrio di forza, cioè a far sì che questa massa, ora confusa, ora spaventata, che però non ha uno sbocco politico di riferimento, se noi dovessimo riuscire a tradurre questa consapevolezza in forza politica, io vi dico che questa stessa oligarchia che ha avuto il coraggio di massacrare generazioni intere di ragazzi, sono aumentati il numero abbiamo fatto una bella intervista con la preside, che vedo, Solange, che vedo con piacere anche questa sera, dove spiegava qual è il livello di dolore, di sofferenza che generazioni intere hanno subito. Se questa oligarchia, che non si è fatto scrupolo nel disarticolare la vita di ragazzi, di adolescenti che si stanno formando adesso e che sono marchiati per la vita, se non si è fatta scrupolo nel disintegrare completamente le attività produttive del nostro paese, abbiamo visto le file della Caritas a Milano in Viale Toscana che non finiscono più, se non si è fatta scrupolo di combinare tutto questo, voi pensate che per davvero, se noi dovessimo domani riuscire a mettere in piedi una forza in grado democraticamente di entrare nei luoghi della decisione, che questi non siano in grado di mandarci casa per casa un nuovo Pinochet per farci sparire? Io vi dico che la questione va affrontata in questi termini, cioè noi siamo dentro una dittatura, questo Covid, diciamo, è l'ultimo anestetico che il sistema di potere può esprimere adesso, una volta finite le cartucce precedenti, cioè il terrorismo islamico se lo sono già sparati, il terrorismo finanziario se lo sono già sparato, gli rimane il terrorismo sanitario da Covid, che è l'ultima cartuccia che questi hanno. Ma finita questa, se noi dovessimo riuscire a tenere botta e a dare una rappresentanza politica a quelli che come noi non vogliono vivere in dittatura ma vogliono vivere liberi, il sistema di comando avrà... come diceva Gramsci, potrà soltanto passare al meccanico impedimento, per cui paradossalmente quando le nostre idee saranno più forti, più condivise, faranno più presa, l'opinione pubblica sarà più pronta a recepire e combattere questo sistema per il tramite delle indicazioni che noi
politicamente abbiamo dato, tutto questo non sarà il preludio di una stagione dell'oro, ma semmai sarà l'inizio di una stagione ancora più grave, ancora più pericolosa e ancora più violenta, perché il passaggio successivo sarà quello che indurrà il sistema a gettare questa maschera, perché oggi sferrano pugni d'acciaio dentro un guanto di velluto. A quel punto saranno costretti a gettare anche questo guanto di velluto, quel residuo di forma non servirà più, e utilizzeranno i sistemi che tutti i regimi hanno sempre utilizzato pur di non cedere, vale a dire la persecuzione fisica e, se è del caso, anche riuscire a fare sparire gli oppositori. Per cui io non vi voglio spaventare, però mi sembra, diciamo, che la storia ha le sue leggi e da queste leggi non si sfugge. No, effettivamente Francesco, non ci spaventi perché siamo perfettamente consapevoli cosa rischiamo. Siamo anche consapevoli però che possiamo comunque porre un argine a tutto questo e piano piano arrivare a fermare questa onda che sembra sia veramente insostenibile per tutti. E il problema grave che reputo soprattutto in questi giorni di questa nuova, chiamiamola ondata di chiusura, è proprio il fatto che di chiusura in chiusura le scuole oggi e i ragazzi soprattutto stanno ricevendo veramente prima di tutto un insegnamento negativo da parte delle istituzioni. Cioè i ragazzi secondo me stanno cominciando a capire che tutto ciò che prima era loro adesso può non essere più loro. La mia scuola, i miei compiti, la mia maestra, ricordo benissimo i bambini comunque come sentono effettivamente la loro scuola. Basta leggere articoli di giornale o comunque sia sul web, dove tutti, chiaramente il mainstream, ovvio, in un linguaggio univoco, incensano la DAD effettivamente, dove da didattica a distanza, cito un acronimo un po' diverso, è diventata didattica alla deriva, secondo me. E si stanno muovendo molte associazioni, i ragazzi stessi stanno scendendo in piazza, però effettivamente sembra che tutto questo non basti ancora. Solange, cosa possiamo fare di più? Mi sentite? Adesso sì, benissimo. Ok, no, perché avevo silenziato. Allora, buonasera a tutti quelli che ci seguono. Sono molto d'accordo con chi mi ha preceduto, sia con il professore Trabucco, ma con Francesco in particolare, perché ormai, ecco, noi siamo veramente, sposo il tuo conio rispetto a didattica alla deriva, sono perfettamente d'accordo. Il fatto è che io di questo ho parlato, ormai sto parlando, per non dire sto gridando da un anno intero, perché io da marzo che ho previsto tutto lo scempio che purtroppo si è già oggettivato, si è già verificato. Abbiamo i dati. Quindi quando si parla di distanziamento sociale si è cominciato a parlarne già a marzo-aprile l'anno scorso e fin da subito si è capita insomma la strada che voleva prendere l'istituzione scolastica, e con essa abbiamo visto lo scempio. Si è parlato delle regioni, ma io parlerei anche ultimamente della deriva, per l'appunto anche dei sindaci, perché i sindaci ormai hanno preso il sopravvento, cioè basta girare per le nostre città e assistere a vergognosi recinti sulle panchine, e a quel punto io mi chiedo se una persona anziana ha bisogno di sedersi, non ha neppure più questo, neanche più la libertà quindi di sedersi. Quindi il problema e la situazione è veramente molto grave. Per quanto riguarda ecco la scuola, io vi posso dire che gli ultimi dati, perché noi partiamo da dati, no? C'è stata una ricerca mastodontica, è stata definita in Italia, portata avanti non dal negazionista di turno, non da colui che vuole negare qualche cosa, ma dall'Istituto Europeo di Oncologia a Milano, con una folta schiera di scienziati, tra cui
la dottoressa Sara Gandini, che in effetti attesta scientificamente che la scuola in presenza, la ricerca sui dati di 7 milioni di studenti, hanno attestato appunto i ricercatori che stare in classe non spinge la curva della pandemia, quindi con dati scientifici. E in Italia, dove le classi sono rimaste chiuse ben più a lungo che negli altri paesi europei, non c'è correlazione significativa tra diffusione dei contagi e lezioni in presenza. Allora, anche noi prima qualcuno ha citato il governatore Zaia, ma noi stiamo avanti, perché noi con De Luca abbiamo sempre i primati, no? Cioè nel senso che noi in Campania veramente la scuola non l'abbiamo mai vista, si tratta veramente, hanno frequentato pochissime ore, io ho i figli in casa anche di età appunto scolare, liceale, per non parlare dell'università. L'università è scomparsa, ecco, non esiste più in Italia l'università. Quindi ancora lo studio che cosa ha attestato? Che i numeri appunto dicono che l'impennata dell'epidemia osservata tra ottobre e novembre non può essere imputata all'apertura delle scuole, e ci sono i dati, i tamponi, quindi tutto ciò che sta accadendo adesso, voglio dire, non è frutto, no, di dati scientifici, perché i dati scientifici attestano l'esatto contrario, e cioè in sintesi la scuola, e rispondo anche a tutti quegli anziani, quelle persone adulte con cui oggi ho interloquito attraverso il mio profilo Facebook, che ancora vogliono stigmatizzare i ragazzi, la movida. Ormai i ragazzi non hanno più nulla, no? E ci sono i dati scientifici che ormai attestano, ma io questo lo sto dicendo da mesi, sempre in base ai dati dell'Istituto Superiore di Sanità, che la fascia di età giovanile non è interessata dal contagio, è veramente una parte irrisoria, e invece ancora una volta vogliono penalizzare i ragazzi. La situazione della didattica a distanza, e colgo l'occasione per informare tutti che io ho lanciato un appello e ho lanciato appunto una diffida sostenuta dal Comicost, di cui mi pregio di fare parte, appunto Comitato per appunto osservazione delle libertà costituzionali per l'appunto. Abbiamo inviato una diffida supportata da migliaia di persone, migliaia, contro le dichiarazioni di questo pseudo ministro che, voglio dire, addirittura ha peggiorato l'operato di colei che appunto lo ha preceduto, parlo della signora Azzolina, dichiarando addirittura che anche dopo questa emergenza, che io definisco psicopandemia e non emergenza sanitaria, anche dopo la didattica a distanza deve rimanere un patrimonio. Allora io informo questo signore, e ci sono studi anche relativi a questo particolare aspetto, e sono portati avanti studi da primari ospedalieri, psichiatri, tra cui anche un professore primario che ha relazionato anche al Senato, che attesta con dati alla mano che c'è un'emergenza sanitaria appunto dovuta ai confinamenti e alla carenza di socializzazione per quanto riguarda i ragazzi, cioè da bambini fino ai 18 anni. Noi abbiamo un increasing, quindi un picco di ricoveri per autolesionismo, per suicidi, e noi questo non possiamo ignorarlo. Noi abbiamo un'unica emergenza in Italia, a parte l'emergenza democratica, noi abbiamo un'emergenza psichiatrica importantissima e gravissima. I nostri ragazzi stanno marcendo o marciscono in casa, oppure negli ospedali, laddove non esistono queste terapie intensive, no, che stanno scoppiando a causa del coronavirus, bensì esistono reparti invece ingolfati e intasati
da richieste ai pronto soccorso appunto per i ragazzi in serie difficoltà. Ora vorrei anche sottolineare un altro aspetto, che questi traumi, questi condizionamenti, questi danni sono per lo più irreversibili. Non c'è possibilità di trattare questi danni, soprattutto quando parliamo di età molto precoci, perché i bambini che in questo momento non hanno più la possibilità di socializzare, guardiamo un attimo alla realtà. Io stasera sono venuta da Salerno, sono tornata a casa. Un deserto totale, erano le 19. Io che sono adulta, sono addestrata, sono equilibrato, ho avuto un attimo veramente di sconforto. E sono, voglio dire, ho il mio giro di amici, non ho mai ubbidito, ho sempre praticato sport, sono sempre uscita. Ma quante persone in questo preciso istante invece versano in condizioni di disperazione, laddove non hanno la possibilità neanche gli strumenti culturali, no? Per capire che cosa stia avvenendo e per capire che comunque noi, perché questo va detto, noi ce la faremo a uscirne fuori, questo noi lo dobbiamo dire, perché sennò veramente noi non facciamo, voglio dire, no, non diamo aiuto alle persone che ci stanno ascoltando, noi questo lo dobbiamo dire. Ora però sempre, voglio dire, a corollario del discorso didattica a distanza, e invito tutti i genitori a contattare comunque sia me sia il Comicos, perché noi lo stiamo diffidando il ministro, e penso che arriveremo a una denuncia, poi vedremo come reagirà lo stesso ministro. Ci sono studi anche nel senso dei danni irreparabili del troppo tempo, troppe ore al PC. Ci sono danni che sono quantificabili, sono oggettivi. Allora, ci sono gli studi dell'Università di Xidian in Cina, che hanno appunto, io parlo adesso per dati scientifici, non parlo come esperta counselor, esperta scuola, parlo con i dati alla mano, perché anche adesso noi, come dicevate prima anche voi, dobbiamo convincere quelle persone che non sono consapevoli, perché tra di noi, che noi ci parliamo tra di noi lo sappiamo, no? Quello che sta accadendo. Noi invece dobbiamo, come diceva Francesco, appunto sviluppare nella massa quella capacità critica, di modo che noi diventiamo sempre più numerosi e abbiamo la possibilità di andare a sfondare quel muro appunto che ci separa dalla libertà, perché nel momento in cui tutti quanti, la maggior parte delle persone si rende conto che quello che stiamo vivendo è un attentato terribile al nostro futuro per i nostri figli, allora è chiaro che quanti più ne siamo, tante più possibilità abbiamo di uscirne prima. Quindi i danni della permanenza al computer non sono soltanto la stanchezza agli occhi, il mal di testa, si parla di infarto, rischio ictus per la sedentarietà, si parla di sindrome da visione al PC, si parla di sindrome da dipendenza da computer, ma tutti questi danni di cui noi stiamo parlando ormai da un anno e stiamo interessando anche la magistratura, ma chi li ripagherà? Voglio anzi farvi partecipi, ecco, si parlava prima, la giornalista prima con il suo intervento molto interessante, si parla appunto di questo allineamento, no? Di tutta. Io prima in macchina ho ascoltato per puro caso un intervento del cosiddetto dottor Gino Strada di Emergency. Ebbene, io ho lasciato un messaggio WhatsApp veramente di disprezzo e di protesta contro questa intervista. Radio Capital, invito tutti veramente a boicottare queste radio che non invitano persone diverse, che abbiano un pensiero diverso. Ebbene, il signor Gino Strada, che non chiamo dottore, incitava l'obbligo vaccinale per il personale sanitario
necessario, perché se no deve essere allontanato. Noi stiamo parlando di una terapia genica sperimentale, noi stiamo assistendo a morti, a reazioni avverse. C'è gente che vorrebbe, questo io lo dico già prima, noi denunceremo chiunque parli di obbligo e chiunque parli addirittura di obbligo per i ragazzi, per gli studenti. C'è chi prospetta un rientro a scuola in tranquillità, chissà quale tranquillità, no? Con quello che già c'è scritto nel bugiardino di questi vari siri, no? Cioè infertilità, cioè malattie autoimmuni, di tutto di più. C'è chi invece prospetta che per liberare la popolazione c'è bisogno, no? Che si vaccinino prima di tutto gli studenti, che ancora una volta vengono visti, e questa è una bugia, come degli untori, perché invito tutti a studiare i dati, che poi la cosa paradossale è che questi dati sono, come dire, emanati dagli stessi enti statali. Cioè, se noi andiamo a guardare, a studiare i documenti, lo studio appunto dell'Istituto Europeo di Oncologia incrocia i dati del MIUR, quindi con quelli della Protezione Civile, con quelli del Ministero della Salute. Quindi voglio dire, davvero noi viviamo in un caos di dissonanza cognitiva, laddove noi abbiamo dati scientifici e veniamo trattati come complottisti, eccetera, eccetera, quando invece i dati danno ragione a noi. Ma a questo punto, politicamente, bisogna attaccare anche la magistratura che non fa il proprio dovere, perché se è vero che esiste una Costituzione, è stato sospeso il diritto all'istruzione ormai da un anno, i bambini sono stati, questa è violenza, anche perché la nostra permanenza forzata a casa induce naturalmente una carenza da un punto di vista anche fisico, a livello proprio di vitamine, cioè di quello che è la nostra normale interazione con gli agenti atmosferici. Immaginate, non tutti, no, hanno delle case dove vanno in giardino, cioè noi dobbiamo entrare, no, in quelli che sono i contesti. Allora qualcuno di noi si salverà. Perché si salverà? Perché non si lascerà inoculare nulla, perché avrà continuato a praticare sport, avrà continuato a studiare, perché magari si trova in una casa dove ci sono delle persone che possono seguire, perché vi assicuro che questa didattica alla deriva non è insegnamento, ma neanche lontanamente, il rapporto con il docente, che poi devo dire anche la classe, voglio dire, docente, tranne qualche caso, voglio dire, si sta rivelando una vera e propria, come dire, delusione, cioè gli insegnanti che hanno obbedito tranquillamente a quello che non è un obbligo vaccinale, gran parte già si sono vaccinati, abbiamo visto anche quello che sta accadendo in termini di morti e quant'altro, tanto è vero, sono nati dei gruppi che si chiamano non c'è nesso, non c'è relazione, perché questa è la tiritera, no? Però guarda caso c'è il nesso e la relazione, in qualsiasi altra situazione si muore sempre per Covid, cioè questo voglio dire pure è dissonante, no? Allora che cosa possiamo fare? Io personalmente ritengo che le azioni che stiamo compiendo noi, persone che stanno informando ormai da mesi e mesi, sono veramente di importanza cruciale, perché quando si spegneranno anche queste voci, lì davvero sarà finita, perché nel momento in cui ognuno di noi attivisti, ormai in prima linea, continua a parlare, lì c'è, voglio dire, la strada da percorrere. Quindi prima di tutto continuare nell'informazione, affinché, ecco, tutte le volte che noi ripetiamo, può sembrare in quel momento che nessuno si convinca, invece no, noi abbiamo posto un seme e noi sappiamo che il seme per forza dovrà germogliare, no? Quindi continuare così. Invito i genitori a unirsi, a continuare a credere nell'affermare appunto il diritto
diritto dei figli alla scuola, il diritto allo studio e soprattutto il diritto alla vita, perché le nostre città sono buie, sono spente e questo è molto grave per i ragazzi, quindi continuare a combattere. Io personalmente sto scrivendo una riforma della scuola che mi auguro possa arrivare laddove deve arrivare, ma in caso contrario io questa mia visione, questa mia prospettiva comunque la concretizzerò in una scuola alternativa, perché anche questo noi dobbiamo anche pensare ad un nostro sistema di vita che ci consenta di essere umani, perché vivere in questo modo per mangiare e per stare davanti alla televisione non è degno dell'essere umano, perché l'essere umano è un essere culturale oltre che un essere sociale. Non può pensare un essere umano che possa bastargli il cibo spazzatura davanti a una televisione spazzatura. Tutto ciò è insopportabile per chi è abituato invece alla relazione, abituato al viaggio, e noi dobbiamo credere che i nostri diritti saranno affermati nuovamente. Dobbiamo portare insieme a noi quante più persone possibili. Quindi quello a cui io faccio molta attenzione, e il mio messaggio per chi mi ascolta è di rimanere soprattutto lucido, di non perdere la serenità, la lucidità, la gioia di vivere, perché il pericolo più grande è questo, che poi quando i genitori perdono quella capacità, no, di essere al mondo in maniera anche gioiosa, purtroppo si trasferisce ai propri figli. Allora questo è il pericolo, che quando anche i genitori, che siamo quelli consapevoli, siamo il porto dei nostri ragazzi, dei nostri figli, no? Se anche noi perdiamo quella consapevolezza, quella speranza, quella gioia, lì poi mettiamo in pericolo i nostri ragazzi. Quindi io invito tutti a continuare a fare sport, a curarsi, a mangiare bene, come dire, anche a essere eleganti, a curare il proprio aspetto, perché la depressione, il primo sintomo, è quando rimani a letto e non ti alzi, ed è quello che vogliono loro, perché lo smart working che cos'è? La didattica a distanza che cos'è? Se non un voler proprio portare ad uno stato vegetale, depressivo. Quindi quello che va evitato, soprattutto lo dico ai genitori, fate in modo che i vostri ragazzi restino sempre, come dire, vivi, no? Vivi, vivaci, e fate in modo che si incontrino tra di loro. Questo dobbiamo fare. Dobbiamo proteggere e tutelare la vita in ogni nostro vivere, in ogni nostro contesto quotidiano. Questo vi posso dire in breve, e comunque i dati sono a nostro favore, i dati scientifici, questo che poi sia chiaro, le scuole non sono luoghi di contagio, e questo andate a guardare lo studio dell'Istituto Europeo di Oncologia. Certo. Come diceva Solange, Marco, mi rivolgo a te. La comunicazione effettivamente è l'arma principale che, grazie al mainstream, quelli che ci governano, i padroni del vapore, come li chiama Toscano, stanno utilizzando veramente per plasmare le masse. Però io credo che proprio attraverso la comunicazione noi possiamo fare anche una controcomunicazione, una controinformazione, dove effettivamente, usando una loro arma, quello che poi stiamo facendo anche adesso, riusciamo veramente a controinformare la gente e porgli almeno il beneficio del dubbio. Cosa ne pensi? Anzitutto buonasera, grazie per l'invito, sono rimasto davvero estasiato dalla qualità degli interventi che mi hanno preceduto. Ovviamente concordo, mi vedete, mi sentite? Vai tranquillo. Perfetto, concordo Fabrizio con lo spunto che lanci, proprio perché è uno spunto importante in questo momento di buio, di tenebra, e non a caso io ho cercato di fare una fotografia scattando questa istantanea. Ho cercato di restituire un po' un'analisi integrata di tutto quello che è stato in questi mesi, in queste settimane, comunicazione a livello istituzionale, mass mediatico, sociale e del territorio. Vorrei fare una premessa, anzitutto dicendo che questo
dispotismo istituzionale che viene megafonato lungo tutte le ramificazioni mass mediatiche del territorio e poi riverberato nel tessuto sociale della comunità, insomma, sicuramente non giova alla libera circolazione dell'informazione consapevole. In realtà noi stiamo assistendo a questo fenomeno e lo scopo è sicuramente quello di veicolare un messaggio monotematico, oltranzista, che non ammetta nessuna replica. E sembra che avere un'opinione che si sposti anche solo parzialmente dal mantra, chiamiamolo così, turbopandemico, significa anche incorrere in una sistematica stigmatizzazione del pensiero critico, che invece è proprio quello che noi abbiamo il compito e la responsabilità sociale di riportare. Di fronte a cosa? Di fronte a questo monopolio dell'opinione in cui il cittadino sostanzialmente non può dubitare. Il cittadino deve fidarsi, altrimenti, lo sappiamo tutti, lo abbiamo visto e ne soffriamo sulla nostra pelle, si attiva subito quel logorante meccanismo di censura preventiva, no? Sappiamo perfettamente quanto sia stato abusato questo termine negazionismo, che nulla a che vedere con quello che stiamo vivendo, ha una derivazione, un'etimologia completamente diversa questa parola, però viene strumentalmente utilizzata per etichettare appunto chiunque provi a scostarsi di quel poco da quello che è appunto la quadra del mainstream. Questo però porta delle conseguenze molto gravi. E nella mia analisi io ho individuato quelle principali, che sono sicuramente la distruzione del dialogo, del confronto e soprattutto del contraddittorio. Cioè, sta dilagando un clima che è sostanzialmente impregnato di paura e beceramente incentrato sulla delazione, sul sospetto, sulla persecuzione dell'individuo sano, a prescindere, no? Lo sappiamo, basta girare per strada, basta fare una passeggiata laddove sia possibile farla e ci rendiamo subito conto dello spettacolo tetro a cui stiamo assistendo. Qual è l'effetto poi che noi vediamo? Lo vediamo ogni giorno sempre di più, il cittadino, che forse occorre sottolinearlo perché ultimamente non viene detto spesso, è anche un essere umano. Il cittadino viene completamente espropriato della sua coscienza e obbedisce a delle regole che sono moralmente ingiuste. Qui c'è una forzatura molto, molto forte. E perché obbedisce? Lo fa per paura, lo fa per rassegnazione, lo fa per lobotomizzazione. Faccio un esempio banalissimo. Avrete sicuramente provato a salutare per strada un passante e la reazione spesso è quella di timore, di paura, magari ci si sposta un po', si toglie lo sguardo e si tira dritto. Ecco, questo secondo me è proprio l'emblema della sconfitta della socialità oggi, no? Ma come si può ottenere, riflettendo un po' su questo aspetto, mi sono chiesto come si poteva ottenere una simile ecatombe cognitiva. E l'unico modo per farlo, e qui secondo me un po' la chiave del discorso, è attuare un piano di comunicazione scientifico, e abbiamo visto è stato attuato con una potenza di fuoco devastante. E quindi dalla monopolizzazione di tutti i mezzi, non soltanto della stampa, non soltanto dei social media, non dimentichiamoci tutti i varietà televisivi, le campagne di sensibilizzazione o se vogliamo di mistificazione subliminale, la scelta di determinati testimonial, influencer per la propaganda. Ricordo ancora quando l'ex Presidente del Consiglio si rivolse a un personaggio televisivo molto famoso per cercare di sensibilizzare i giovani su una certa condotta da tenere rispetto alla pandemia, alla cosiddetta pandemia. Insomma, assistiamo a una spettacolarizzazione della paura e dalle corsie dei supermercati alle stazioni dei treni a tutti i luoghi in cui si dovrebbe concentrare la nostra aggregazione sociale. E sostanzialmente il risultato è la creazione di un vero e proprio palinsesto semantico in grado di scolpire come se fosse sulla pietra, quindi in modo irreversibile, i pilastri che stanno sostituendo i valori. Quali sono questi pilastri? Cioè, noi prima avevamo gli ideali, adesso abbiamo i pilastri del divieto, dell'obbligo e soprattutto, ai noi, della limitazione della sfera delle proprie libertà personali. E la conseguenza immediata è che il cittadino adesso non è più cittadino, si è praticamente cucito addosso i panni di un suddito e quindi ha sempre torto. Qualsiasi cosa accada, il cittadino ha torto a prescindere.
E questo soprattutto lo vediamo quando si scatena quella competizione viscerale che sicuramente avrete sicuramente percepito anche voi tra enti locali e istituzioni. Cioè, mi spiego meglio, prima negli interventi che mi hanno preceduto si è toccato il tema scuola, università, società civile, quindi queste istituzioni, questi enti che avrebbero il compito fondamentale in questo momento di fungere da cuscinetto anti-shock per alleviare un po' insomma il disagio arrecato dalle restrizioni, al contrario, man mano che ci si allontana dal centro nevralgico del potere, quindi di fatto da Palazzo Chigi, si assiste al fenomeno inverso, cioè quello di un incremento esponenziale delle forme di limitazione e di controllo nei confronti della cittadinanza, attraverso l'instaurazione di meccanismi sanzionatori, persecutori e coercitivi. Mi viene in mente ad esempio un'ordinanza del governatore del Veneto di qualche mese fa, quando addirittura era stato deciso che dopo una certa ora dentro un bar si può consumare solo seduti. Cioè già qui si capisce lo spessore del trattamento che stiamo ricevendo senza nessun tipo di reazione. E quindi, tracciando un po' le linee conclusive di quello che sto dicendo, si assiste a una specie di gara a chi riesce ad applicare più spietatamente le restrizioni nei confronti delle persone. Poi il cittadino ovviamente ne risente, perché l'effetto spugna si vede. A suon di incamerare questo tipo di comunicazione, questo tipo di informazione viene ripetuto in maniera molto idolatrica, come se fosse un mantra, e poi assistiamo a quelle cose spiacevoli che succedono anche per strada, tipo magari la vecchietta di 80 anni che per sbaglio ha la mascherina abbassata sotto il naso, che viene pesantemente stigmatizzata magari dal cittadino vigile che passando la riprende. E poi ci sono gli slogan, e gli slogan sicuramente sono stati un po' così il lubrificante di questa comunicazione. Siamo partiti dal perentorio state a casa, o semplicemente anche il sottopancia che scorre H24 sui notiziari televisivi regionali, sì mascherine, no assembramenti, lasciamo perdere, l'andrà tutto bene, perché sappiamo benissimo che non è nata proprio in questo modo. E poi ho evidenziato delle espressioni che sono entrate a far parte in maniera molto pervasiva all'interno del nostro dizionario. La stessa parola pandemia, dal greco antico pandemos, no? Cioè qualcosa che riguarda tutti a livello globale, su scala globale, a prescindere, no? Già questo dà la misura di come la cittadinanza dovrebbe approcciarsi rispetto al problema, e sicuramente questo è stato molto manipolatorio. Distanziamento sociale, l'abbiamo detto prima, è stato ripetuto dai relatori. Il distanziamento sociale altro non è che un distacco, è un distacco non solo cognitivo ma anche fisico. Contagio, focolaio, assembramento, cioè sono riusciti a trasformare una parola che etimologicamente è una parola ottimista, cioè la parola positivo, è diventato esattamente l'opposto. Non so se ci rendiamo conto del danno che questa campagna proprio denigratoria nei confronti della parola positivo possa aver portato. E poi in conclusione la distruzione dei riti, cioè anche quelli sono comunicazione, attenzione, non dimentichiamocelo, cioè le abitudini delle persone scandiscono il ritmo della nostra vita. Negare un sorriso, negare un abbraccio, negare una stretta di mano, un contatto genericamente parlando, determina il sostanziale annullamento della comunicazione paraverbale, e quindi oggi paradossalmente chi porge la mano o la guancia è un irresponsabile, quindi siamo addirittura arrivati all'estinzione della cordialità, cioè cose veramente pazzesche, e alla soppressione totalitaria delle attività sociali. Anche prima è stato toccato il tema smart working, io mi associo, cioè lo smart working è di fatto la negazione dell'importanza della centralità del luogo di lavoro come ambiente di sviluppo delle relazioni sociali. Il coprifuoco, che sicuramente il coprifuoco evoca scenari di guerra e di altro tipo, e poi tutte queste chiusure generalizzate dei luoghi che sappiamo essere devoti alle relazioni sociali. Nella sostanza si vieta all'essere umano di espletare la sua funzione ancestrale, che è quella di interagire all'interno del suo indissolubile tessuto ricreativo sociale, e invece no, viene relegato a un ruolo difforme che al contrario è imbottito di isolamento, di marginalità, di ipocondria
l'abbiamo detto prima, di depressione e di frustrazione perenne. La trasposizione di tutte le iniziative sociali sul digitale è anche un po' il motivo per cui noi siamo costretti a riunirci così stasera, altrimenti vi avrei volentieri invitato a cena, impedisce alle persone di riunirsi, ma anche di esprimersi, quindi c'è proprio un allontanamento da questo nostro atavico istinto sociale. Questo secondo me è davvero gravissimo. Io adesso non lo so se ho ancora tempo, se ho ancora 2 minuti, Fabrizio, volevo fare 2 parole anche sul simbolismo, sulla mascherina. Ecco. Grazie Marco, tra 2 minuti sicuramente sì. Prego, lo faccio adesso quindi? Sì, vai. Ok. Concludo. Mascherina vista come emblema indiscutibile della soppressione dell'identità personale di ognuno. La mascherina è anzitutto una mutilazione espressiva grave, perché interpone una distanza emotiva siderale tra le persone, cioè occultando il naso e la bocca sparisce il 50-60% della nostra comunicazione paraverbale. E purtroppo abbiamo visto che i bambini sono le prime vittime sacrificali, c'è un danno incommensurabile sulle future generazioni. Cioè, mantenere l'obbligo all'aperto, attenzione, mantenere l'obbligo all'aperto fa parte di una strategia di comunicazione assolutamente non casuale, è una strategia ben precisa, perché serve a inoculare nei cittadini la percezione macroscopica dell'emergenza. Quindi mantenere perennemente elevato il livello di allerta, a prescindere dall'andamento dell'emergenza stessa, e quindi infliggendo spietatamente delle misure draconiane che di fatto sono tese all'annullamento della dignità umana. Ecco, questo è, diciamo, un pochino quello che io sono riuscito a analizzare sulla base di tutti i dati che ho incrociato. E soprattutto la mascherina spezza l'empatia fra le persone e i legami affettivi nelle vite di tutti, e serve più che altro a cementare uno stato di assedio permanente all'interno del quale l'unica esistenza possibile è quella dell'obbedienza supina alle regole di questo nuovo pandemismo. Quindi, e qui chiudo veramente, mi taccio, l'opinione pubblica è stata pesantemente ristrutturata sull'idolatria della salute collettiva. C'è stato fatto un lavoro dalle dimensioni ciclopiche che sicuramente ha uno scopo diverso e più torbido di quello che viene quotidianamente narrato su tutto il palinsesto mass mediatico. Il nostro compito e la nostra responsabilità sociale sicuramente è quello di resistere, di creare queste sacche di resilienza, di svilupparle, di divulgarle, e soprattutto, come diceva prima la professoressa Utter, anche quello di creare questo convincimento e diffonderlo il più possibile, perché le persone che abbiamo intorno forse hanno più bisogno di noi di un ravvedimento, e per poterle far ravvedere abbiamo bisogno di essere credibili. Grazie. Grazie a te Marco. Francesco? Francesco, mi senti? Sì, perfettamente. Voi mi sentite? Perfettamente. Senti, dal riassunto di quanto è stato detto fino adesso, noi abbiamo oramai un popolo italiano che è mascherato, è completamente o quasi tutto depresso, sicuramente totalmente anche allontanato dalla politica, da quello che si vede in giro, anche perché ha visto praticamente passare 3 governi, ovviamente non eletti, e non è cambiato niente, si trova nella stessa condizione. Riusciamo veramente a dare un'alternativa e non più un'alternanza con Ancora Italia? Ma guarda, ecco, non so se voi mi vedete, perché io mi sento, ma non so se mi vedete. Sei solo via audio. Ah, va bene, allora buona a sapersi. Guarda, noi stiamo provando a fare proprio questo, cioè stiamo cercando di mettere insieme queste persone che esistono e sono tante, che hanno voglia di cambiare completamente il paradigma politico nel quale stiamo vivendo, e abbiamo voglia di farlo per non limitarci a raccontare le cose, che pure non è una prassi poco nobile o una perdita di tempo, perché poi ci sono sempre gli scienziati che dicono no, ma noi siamo quelli del fare, non del parlare, come se si potesse fare qualcosa di buono senza prima pensare, discutere, fare sintesi. Ecco, quindi ci sono degli uomini, come dire, molto semplici, che pensano che esiste chi può fare bene senza pensare. Per cui non è inutile ragionare, spiegare,
aprire gli occhi, utilizzare la logica, cercare, diciamo, di curare le ferite che questo tipo di lavoro ipnotico del mainstream sta facendo. Non è un lavoro inutile, ma non è sufficiente, cioè nel senso che è un lavoro preliminare rispetto poi alla necessità di cambiare l'ordine delle cose, di cambiare i rapporti di forza. Questo si può fare solo per mezzo di una forza politica organizzata che, per come la immagina la Costituzione, questo meccanismo va organizzato dentro un partito. Ora, io mi rendo conto che la parola partito è fortemente squalificata, perché nell'immaginario collettivo, e questa è stata un'altra genialata dei mostri che ci governano, perché loro sono riusciti a distruggere proprio dal punto di vista semantico, cioè a estirpare l'anima del concetto di partito, per cui oggi quando pensa a un partito il cittadino medio pensa a Mastella, pensa a Casini, magari pensa ai grillini, pensa a una serie di cose che fanno obiettivamente ribrezzo, per cui nessuno direbbe mai con orgoglio io milito in un partito, perché la grande furbizia di questo sistema è stata quella di distruggere in sé la nobiltà del concetto di partito. Cosa significa poi partito? Significa popolo che si organizza per contare. L'unico modo che ha il popolo per organizzarsi al fine di entrare dentro i posti della decisione è il partito. Quando tu l'idea stessa di partito la disintegri, cosa rimane? Rimane l'oligarchia finanziaria che si legittima da sola sulla base del potere mediatico che esprime. Per cui loro vincono proprio nella misura in cui ci impediscono di organizzarci politicamente. Quindi noi cosa dobbiamo fare? Ricostruire la dignità del momento pubblico, cioè della faticosa costruzione della sintesi politica che si fa dentro i luoghi preposti, vale a dire il partito, costruire un partito quale soggetto rivoluzionario, cioè non un partitino come un piccolo centro di potere che ambisce ad esprimere alle prossime elezioni 4-5 amanti da mandare in Parlamento, ma un partito inteso come soggetto rivoluzionario che forma, educa, cresce delle classi dirigenti solidali fra di loro che combattono nel nome di una comune idea. Non è un lavoro semplice, ecco, me ne rendo conto che non è un lavoro semplice, ma non è neanche impossibile, perché paradossalmente questo periodo di sofferenza migliora la percezione della verità da parte di gente che fino al giorno prima magari era troppo impegnata in cose più banali, più quotidiane e non si era mai fermato un attimo a riflettere su argomenti un po' più alti. Per cui questo periodo così drammatico paradossalmente favorisce il miglioramento delle capacità cognitive di una parte del popolo al quale noi parliamo. Ecco, come cita spesso il poeta Hölderlin Fusaro, e non lo cita a sproposito, dice: dove aumenta il pericolo aumenta anche ciò che salva, e secondo me è una sintesi che spiega bene il concetto che vorrei esprimere. Noi non dobbiamo vincere per forza, noi dobbiamo semplicemente mettere insieme tutti quelli che hanno capito, che siano 0, 0,5, 1, 1,5, ha poca importanza. Noi dobbiamo semplicemente tirare una linea, dividere il grano dalla paglia. Non dobbiamo cercare di prendere il voto di chiunque, come fa la Lega, che il lunedì è europeista, il martedì è anti-europeista, il mercoledì c'è la Guterroni, il giovedì è nazionalista, il venerdì non sanno neanche loro chi sono, né fare come i grillini, che sono posti ideologici, nel senso che possono dire qualsiasi cosa senza dare mai spiegazioni. Noi dobbiamo fare l'esatto contrario, dobbiamo avere un pensiero forte, duro, chiaro, riconoscibile, però chi vota per noi deve sapere quello che fa. Cioè noi non dobbiamo chiedere il consenso di chi non la pensa come noi, non dobbiamo carpire con l'inganno il voto di nessuno. Dobbiamo essere chiarissimi e costruire un recinto politico che rappresenti una avanguardia, prima culturale che politica, di gente che sta insieme perché è convinta di voler stare insieme ed è convinta di voler stare insieme intorno a quegli obiettivi. Quanti saremo poi, nel momento in cui ci andremo a contare, da lì non dipenderà la nostra vittoria o sconfitta. Attraverso il voto noi cercheremo solo di capire quanti siamo, cioè quante sono matematicamente, geometricamente le posizioni che
da Belluno a Trapani, le persone che da Belluno a Trapani sposano la nostra visione del mondo, delle cose, della politica, della giustizia, della libertà e dell'uomo in senso ampio. Quindi questo stiamo facendo. Cioè, scusa Francesco. Chiudo con una battuta. No, se abbassi un attimo la telecamera ti vediamo anche meglio. Ah, quindi mi vedete? E allora mi metto seduto, perché io mi sono buttato qua sul letto, quindi non so se è un bel vedere, perché tu allora con l'inganno mi hai preso, che dice non ti vediamo, e allora mi sono svegliato. Tutta colpa della regia. No, ma comunque ancora sono presentabile. Allora mi metto in posizione più istituzionale, così no, se mi vedete pure io. Vabbè, vi stavo dicendo, per chiudere questo ragionamento, io sono convinto che c'è uno spazio politico immenso che noi possiamo interpretare e già in parte lo stiamo facendo. A giugno faremo un grandissimo congresso in presenza, abbiamo preso un palazzetto che può ospitare più di 3-4 mila persone e siamo sicuri di riempirlo. Il nostro compito in questo momento non è quello di vincere per forza le elezioni, come hanno fatto alcuni di quelli che ci hanno lasciato perché vogliono subito farsi rappresentare da uno che ha potenza mediatica. Questi sembrano discorsi inutili oltre che infantili. La nostra priorità oggi è quella semplicemente di resistere di fronte alla violenza di questo sistema e di poter dire un domani: io, quando ci chiederanno conto, io non eseguivo gli ordini. Ecco, nessuno di noi tra 10, 15, 20 anni, dentro nessun tipo di contesto, dovrà mai o potrà mai essere accusato da chi ha combattuto e combatte dalla parte giusta e costringerci a difenderci utilizzando vecchi scudi retorici del passato, del tipo quelli che hanno dovuto dire io mi limitavo ad eseguire gli ordini. Noi eseguiamo gli ordini che ci pone semmai la nostra coscienza e il nostro senso di libertà e di verità. Ecco, questo è quello che dobbiamo dire ai nostri militanti e ai nostri dirigenti. Certo che sì, certo che sì. E noi ci saremo, sai, assolutamente ci saremo. Ho sentito un'intrusione. Andrea, mi senti? Gentilissimo Fabrizio, di pure. Sai che ormai si dice prendiamola con filosofia, dai, strammatizziamo un po'. Però qui la filosofia forse è meglio impararla per non perdere le nostre radici, o sbaglio? Ma guarda, visto che mi hai dato l'onore di concludere questo seminario, questa serata in compagnia di tutti voi, volevo citare l'inizio di una celebre opera del 60, l'autore Marco Tullio Cicerone, del 60 a.C., e l'opera in questione sono le Catilinarie. Che Andrea non è avanti Covid, allora. Non è avanti Covid, no. Molti di voi sanno che si aprono con la celebre esortazione quousque tandem abutere Catilina patientia nostra. Ecco, io mi sto chiedendo questo, cioè quando è il limite oltre il quale la nostra pazienza non è più tollerabile che sia abusata? Basta che le persone me lo dicano. Per me abbiamo già superato questo limite. Tuttavia io pongo a tutti quanti la domanda e mi rispondano pure sinceramente, purché pongano un limite. Dire oltre a questo non andrò. Ebbene, noi finora abbiamo subito la domiciliazione coatta di marzo, abbiamo subito la sottrazione di festività importanti ed è indubbio la stessa Pasqua di quest'anno, a distanza di un anno. Abbiamo sopportato la divanizzazione di tutta la nostra esistenza, abbiamo sopportato una stigmatizzazione, siamo stati chiamati negazionisti, no questo, no quell'altro, da persone alle quali io rispecchio lo stesso favore che mi hanno reso e dico benissimo. Allora, visto che voi avete diffuso una tanatofobia, cioè paura della morte, in tutti quanti noi, mi chiedo qual è il danno peggiore, quello di un tentativo di ragionamento che possa valutare fonti diverse, che non provengano tutti dalla sola mano, come diceva qualcuno che scrive gli articoli che ci vengono dati qual
generosissima pastura dai giornali e dai telegiornali. Ebbene, abbiamo sopportato che i nostri figli abbiamo sopportato questa cosa della didattica a distanza, il fatto che i nostri figli, non i miei, i vostri, ma sarei stato io uno di quei figli un po' di tempo fa e ringrazio di esserne uscito, ma al contempo ho una grande pietà, una sorta di fortissima empatia nei confronti di quelli che adesso stanno attraversando questo periodo e che non hanno nemmeno gli anticorpi concettuali per poterno interpretare, e quindi dallo struggimento, dalla contraddizione, in qualche modo crescerne. Abbiamo sopportato la stessa contraddizione che è entrata nelle nostre vite, il bispensiero, come lo definirebbe Orwell, che è stato citato prima. Abbiamo sopportato cambi di paradigma, abbiamo sopportato occultamento e progressivo disvelamento di verità scientifiche che sono cambiate da un mese all'altro. Vedi quello dei guanti, vedi l'attesa per il vaccino che doveva inizialmente essere di 2 anni. Vedi le numerose date fornite per le ipotetiche per gli ipotetici finali della pandemia che doveva inizialmente durare pochi mesi, e sappiamo come è andata avanti ad oltranza. Ma bene, tutto quello che è stato questa sera potrebbe aggiungersi, e la domanda ritorna: quousque, fino a che punto siamo disposti a sopportare, ciascuno di noi singolarmente. E non potendo, dopo Cicerone, andare oltre, mi viene spontaneo citare un bellissimo dialogo, di uno dei dialoghi probabilmente più profondi della librettistica italiana, quello fra Seneca e Nerone nell'Incoronazione di Poppea, sul libretto di Giovanni Francesco Busenello. Uno dei dialoghi, dicevo, più profondi della librettistica italiana. Il tiranno Nerone si confronta direttamente con il filosofo Seneca, 2 personalità che inscenano questo dibattito struggente, e a un certo punto Seneca risponde: chi ragione non ha cerca pretesti. Questa è una frase molto incisiva, alla quale Nerone risponde: chi può ciò che vuole, a chi può ciò che vuole ragione non manca mai. Ecco, torniamo un momento alla frase di Seneca: chi non ha ragione cerca pretesti, ed è su questo punto che voglio mettere tutti quanti in guardia. Distinguete il pretesto dall'argomentazione, le 2 cose non si possono mescolare, non si può passare da un registro emotivo, quello magari della pietà che ci percuote il cuore quando vediamo qualcuno soffrire, e trasportarci immediatamente sul piano del ragionamento politico o della necessità stringente di prendere questo o quel provvedimento che sappiamo non servono il più delle volte a contenere il fenomeno, ma soltanto a ottenere delle mire secondarie che possono essere nebulose, possono esserci più o meno chiare, ma una cosa è certa: nessuno è così stupido da pensare che attraverso queste misure, la domiciliazione coatta e il mascherinamento, anche se siamo isolati sulla spiaggia, nel deserto, la chiusura delle panchine e quant'altro, lo stesso coprifuoco illegale, si otterrà effettivamente la scomparsa della pandemia. Nessuno può pensare questo, quindi aspettiamoci che, appunto, come una figura allegorica che mi capita spesso di citare in questo periodo, la figura dell'inganno, che è una creatura con il volto diviso a metà in una parte umana e una parte mostruosa, si avvicina mostrando il lato umano, dicevo, e nasconde, si lascia solo intravedere il fianco di mostro. Con una mano concede e con l'altra nascostamente sottrae, ed è quindi il gioco di tutti i prestigiatori. Stiamo attenti a quello che viene sottratto, mentre manifestamente, visibilmente, gridandolo, qualcosa ci viene dato, che è questa sicurezza
che non si è nemmeno capito che cosa consista. Io il termine sicurezza lo intendo riferito alla pace. Ciò che garantisce la pace è una condizione, una condizione sicura, quindi un qualcosa che appunto promuove la sicurezza. Ma la sicurezza non può essere la soppressione, non può essere la soppressione delle condizioni di pericolo o presunto pericolo. La sicurezza deve essere innanzitutto disponibilità all'esercizio consapevole della libertà, come si chiama lo stesso comitato che si è da poco fondato. Vero Andrea, vero Andrea. Quindi non so quanto tempo mi è rimasto o se i miei ascoltatori stanno cadendo nel sonnacchioso oblio. Vai, concludi tranquillamente. Ci sono 3 filosofi che ho riscoperto in questo periodo e che invito molte altre persone, quelli che ci stanno guardando, a prendere in considerazione. Il primo di questi è Severino Boezio. Severino Boezio, che fu ingiustamente imprigionato, carcerato e poi condannato, e persino nelle condizioni drammatiche del carcere sosteneva di poter condurre un'esistenza pienamente felice perché si poteva dedicare a ciò che ci rende propriamente umani, che è il desiderio di conoscere, la sapienza, la vera libertà. Il secondo è Giambattista Vico, e sto un po' correndo, me ne scuso. Giambattista Vico, teorico, massimo teorico forse della concezione provvidenziale della storia e dei cosiddetti cicli storici, dei corsi e ricorsi. Giambattista Vico sostiene che quando la società imbarbarisce moralmente a un tal punto che non è più capace da sola di riprendersi, ebbene occorre un qualche avvenimento drastico, anche una sofferenza diffusa, che possa, attraverso il contrasto, attraverso la possibilità di esercitare la virtù, riportare la morale fra i cittadini che sola può reggere la comunità. E questa morale è quella che da principio dobbiamo imporci di riscoprire. Infine, l'ultimo è da poco scomparso Emanuele Severino, con un suo toccante e più volte ripetuto invito a sentirsi non dominatori dell'esistenza, con la capacità, come ce l'hanno certi scienziati, attraverso il microscopio, di vedere, identificare il virus come causa di tutti i mali. Severino invita al distacco, invita alla concezione scettica rispetto alle nostre possibilità di dominio dell'esistente e in una forma di rispetto assoluto per quella che è la datità della realtà, il fatto che noi in fondo viviamo in una realtà che ci presenta oggetti diversi, che compaiono, scompaiono, si prestano alla nostra osservazione, alla nostra analisi, e non dobbiamo avere la pretesa di dominarli con la scienza. Il virologo che sinceramente mi dice che tenendo un panno, una mutanda sul volto non mi ammalerò, francamente mi fa sorridere. Sorrido, un sorriso malinconico ovviamente, come ce l'aveva Eraclito. Bene, con Seneca ho passato un punto importante del mio discorso, con Seneca concludo. Concludo con un'altra bellissima frase di quel librettista, di quel libretto. Giovanni Francesco Busenello è un grandissimo poeta e ha scritto per bocca di Seneca: signori, petto armato contro i colpi del fato. Seneca si è tolto il sangue in un catino, come diceva prima Francesco Toscano, e preparatevi a un esercizio veramente eroico della virtù in questi tempi. E buonanotte. Fantastico Andrea, continuo a sostenere che la filosofia è veramente la madre di tutte le culture e bisognerà sempre studiarla. Abbiamo parlato tanto stasera, adesso andiamo anche alle azioni pratiche. Daniele, mi rivolgo a te, perché parlando con le persone, parlando soprattutto con i commercianti, gli artigiani, insomma tutte le categorie che sono state veramente vessate dai DPCM e adesso dai decreti legge, molti vorrebbero, mi vengono a dire, mi scrivono dicendo: ma se noi avessimo una tutela legale, se noi avessimo un supporto da parte della legge, se noi avessimo qualcuno che ci supporta nelle nostre battaglie, noi potremmo anche cominciare a sfidare un pochino, non tanto per la sfida in sé, quanto perché proprio per il bisogno di mangiare, il bisogno comunque sia di guadagnare.
Io so che tramite il Comitato per la Libertà Consapevole da ieri è attivo un nuovo servizio, prevalentemente in Veneto in questo momento, poi si vedrà se estenderlo, che si chiama Secundum Legem. Ce ne vuoi parlare? Sì, allora, Secundum Legem nasce all'interno del Comitato, diciamo così, come sottoinsieme del Comitato, ed è composto da colleghi, avvocati, professori universitari che cercano, con quello che hanno a disposizione, mettendo a frutto ovviamente le loro competenze, per venire incontro alle esigenze, alle problematiche le più disparate ovviamente dei cittadini. Cittadini che prendono la sanzione amministrativa piuttosto che il ristoratore che è costretto a chiudere o che non riceve l'indennizzo previsto, ne riceve solo una parte, oppure chi vuole fare un ricorso giurisdizionale al TAR, oppure chi ha a che fare con le ordinanze dei presidenti delle regioni che incidono su molte attività, venire incontro alle esigenze delle famiglie, soprattutto dei genitori, sulla questione delle mascherine, dei dispositivi di protezione. Insomma, utilizzare una via assolutamente democratica, pacifica e legale che ha come compito quello di offrire, diciamo così, una argomentazione giuridica, tecnica, a le tesi che cercheremo ovviamente di portare avanti, che poi, insomma, dipenderà molto anche dalla fattispecie concreta che si ha di fronte, proprio per arrivare a scalzare questa dittatura sanitaria, questa invasione e pervasione dell'emergenza che di fatto ci ha ridotto, per dirla con Agamben, a mera sopravvivenza biologica. Quindi è uno strumento che noi offriamo a tutti coloro che si metteranno in contatto con il Comitato e attraverso il Comitato appunto a Secundum Legem, che ha proprio come compito quello di fornire una assistenza legale che nel senso più ampio del termine, dal parere, quindi da un supporto, diciamo così, di natura consultiva a una vera e propria azione giudiziale o extragiudiziale. Nel settore ovviamente del diritto amministrativo, nel settore del diritto scolastico, del diritto sanitario, insomma in tutti i rami, in tutti gli ambiti del diritto che sono particolarmente toccati dalla gestione dell'emergenza sanitaria. Ovviamente come in ogni pool che si rispetti non c'è una sola persona, bisogna creare delle sinergie, bisogna creare delle competenze, e quindi stiamo mettendo in piedi una squadra di professionisti che, alla luce delle loro competenze, delle competenze che hanno acquisito, della loro specializzazione, possano lavorare in sinergia per offrire in qualche modo un supporto a tutti coloro che si trovano nella necessità di voler adire l'autorità giudiziaria o comunque provare a risolvere un contenzioso, penso soprattutto al rapporto tra datori di lavoro e lavoratori, eccetera, ecco, in via extragiudiziale. Quindi noi ci siamo, partiremo con grande umiltà, devo dire con grande umiltà, ma cercando di mettercela tutta, mettendo a frutto davvero le nostre competenze, con un team di professionisti, colleghi, avvocati, professori, che insomma, cercherà di fare nell'interesse di tutte le persone che si trovano vessate da questa situazione drammatica, tragica, e dai provvedimenti che poi questa situazione produce come una sorta di ipostasi neoplatonica. Grazie. No, fantastico. Daniele, possiamo almeno promettere ai nostri ascoltatori che ovviamente ricorsi pro bono non si possono fare o è difficile fare per 1000 motivazioni, ma almeno che riusciremo a garantire dei prezzi calmierati abbastanza accessibili a tutti? Sì, questo lo faremo. Ovviamente ricorsi gratuiti non possiamo fare, più che altro perché ci sono anche delle spese di giustizia, penso che c'è un contributo unificato da pagare, quindi quello è ovvio che sono spese legate proprio al fatto che si vada a dire l'autorità giudiziaria. Però ecco, l'impegno nostro sarà proprio quello di riuscire a venire incontro anche da un punto di vista economico, soprattutto in questa fase così delicata, così difficile, alle necessità e ai bisogni di tutti coloro che in piena libertà si rivolgeranno al comitato e attraverso il comitato a questo pool di esperti che stiamo costituendo e che vedrà anche la partecipazione, insomma, si allargherà, vedrà la partecipazione di altri docenti e professionisti.
Certo, e secondo me ce n'era proprio veramente bisogno di questo servizio. Io volevo ricordare che per attivare il servizio è sufficiente mandare una mail a ricorsi secundum legem, so che passa in sovraimpressione, ripeto, ricorsi secundum legem @cclcveneto.it. Rosanna, mi sa che ci sono delle domande dal pubblico, vero? Sì, esatto. Vai. Allora, la prima domanda di Giovanni Salviati, che chiede come poter appoggiare la proposta di riforma scolastica di Solange. Allora, appoggiare significa, già questa domanda significa che lui stesso supporta l'azione, no? Di riforma. Io non so se Giovanni ha dei ragazzi, dei bambini, dei figli che frequentano la scuola. Se la risposta è affermativa, naturalmente io spero che come genitore abbia prodotto quella documentazione atta a diffidare l'istituzione scolastica dal procedere, ad esempio, a scuola per quanto riguarda l'utilizzo delle mascherine, il distanziamento, insomma, perché dico questo? Perché anche se in questo momento, io lo ripeto sempre in ogni occasione, anche se in questo momento tutti i nostri diritti sono sospesi, la stessa Costituzione, i trattati e quant'altro, tutto quello che noi produciamo in questo momento a livello appunto giuridico, penale, amministrativo, contro, no? Quello che è appunto la spoliazione dei nostri diritti, e quello all'istruzione è veramente una gravissima omissione, no? Nel senso che non possiamo appunto godere del diritto alla cultura dell'istruzione, e quindi tutto ciò che voi producete come genitori contro quello che stiamo subendo rimane in memoria. Come supportare la mia azione, nel senso la mia riforma? Io spero, ripeto, che quello che io sto redigendo possa essere appannaggio di tutti, cioè che possa arrivare naturalmente al governo. Parlo certamente di forze politiche che non sono quelle che adesso noi subiamo, ma quella rinnovazione, quella renovatio di cui parla appunto Francesco Toscano, io me la auguro, no? E allora a quel punto potrebbe essere appannaggio di tutti, ma in caso contrario io sono pronta ad investire quelle che sono le mie competenze per la creazione di una scuola cosiddetta che faccia parte di un sistema di vita parallelo, perché noi dobbiamo pensare anche eventualmente a questo. Naturalmente sarebbe una seconda scelta. Io voglio vivere libera nel mio paese con una democrazia dove si eserciti davvero, quindi mi auguro che questo si possa attuare. In caso contrario, io sono pronta a lavorare anche per un sistema alternativo, ma è una seconda ipotesi che spero vivamente di non dover, voglio dire, prospettare, di non dover accettare. Certo, assolutamente. Altre domande, Rosanna? C'è un'altra domanda che è indirizzata a Marco, chiede cosa ci suggerisce di fare, visto che il linguaggio odierno è ricco di parole orwelliane che stanno distruggendo le menti dei ragazzi. Beh, bellissima domanda, c'entra proprio il tema anche della serata. Non so se questa persona che la pone sia una studentessa, uno studente, comunque chiunque sia, ringrazio per avermela fatta. Il tema è centrale. Innanzitutto dobbiamo cercare di continuare a coltivare i nostri interessi e continuare a riempire la nostra vita di momenti positivi, di momenti sociali, di aggregazione. Quindi non cedere al mantra costante del non si può, perché attenzione, il non si può ripetuto all'ennesima potenza e megafonato su tutte le ramificazioni della stampa, della televisione, della radio, di tutti i mezzi che hanno a disposizione,
Significa che una persona viene di fatto, cioè viene fatto praticamente una centrifuga a 600 giri sul cervello umano e quello che ne esce ovviamente è un panno strapazzato. E noi dobbiamo evitare che questo accada e possiamo farlo innanzitutto con la nostra consapevolezza. Consapevolezza significa anche obiezione di coscienza, significa anche indifferenza sociale, come spesso anche nel Comicast si è parlato di questo tema, cioè noi dobbiamo essere quella massa critica che si frappone tra questo centro di potere turboscopico e gli indecisi. Quindi io consiglio vivamente di fare anzitutto una riflessione anche proprio di mindfulness alla mattina. Svegliamoci con i migliori propositi della nostra vita. Cosa posso fare oggi per essere felice, per continuare a essere la persona che sono, senza farmi influenzare da quella sorta di feccia che ho intorno e che, maleodorante, continua a pervadere i percorsi della mia vita, che sicuramente sono più belli e meritano di più. Quindi ottime letture. Anch'io sono d'accordo sul defenestramento della televisione. Io non l'ho mai avuta, quindi non ho neanche questo problema, però sono assolutamente d'accordo sul defenestramento della televisione. Leggere tanto, perché i ragazzi mai come in questo momento hanno bisogno di accedere appunto alla conoscenza, alla letteratura, alle scienze, alla didattica, perché ciò che oggi manca noi abbiamo il compito e la responsabilità di ripristinare nel più breve tempo possibile, ma se servissero 100 anni io mi metto davanti. Fantastico, Marco. Cari amici, siamo arrivati in fondo a questa lunga serata ricca di spunti, di appuntamenti, anche di nuovi servizi. Mi premeva ringraziare tutti gli ospiti, ringrazio il professor Daniele Trabucco. Daniele, mi senti? Daniele non ci sente. Ringrazio Francesco Toscano, presidente di Ancora Italia. Grazie a voi, buonanotte a tutti. Grazie mille. Ringrazio Marco Piccoli, ottimo intervento. Grazie a voi. Ringrazio Andrea Meneghel e che la filosofia ci salvi. Grazie Fabrizio, una buona notte a tutti. Ringraziamo Solange Atter e ci portiamo tutti a casa al suo spirito battagliero. Grazie a voi e a presto rivedervi dal vivo. Grazie Solange. Ciao, buonanotte. Buonanotte a te. Daniele, ti ringraziamo, ci senti? Daniele non ci sente. Ringraziamo veramente di cuore la dottoressa Rosanna Golino che ci ha permesso e ci ha ospitato in questa meravigliosa serata e auguro una buona notte a tutti.